Una gran frenata e un gran botto, insomma. Allora sono sceso, però non ho visto il ragazzo. Sono andato un po' più in giù e ho visto un solo bianco. Un boato nel cuore della notte, poi il silenzio. È così che si è consumata l'ennesima tragedia sulla strada, la terza croce nello stesso luogo, a Bolzano Bellunese, nel giro di pochi anni. La vittima è Thomas Darold, un ragazzo che avrebbe compiuto 18 anni il prossimo ottobre. Lo schianto è accaduto poco prima della mezzanotte. Thomas stava rientrando a casa a Maresse di Belluno dopo essere sceso da Bolzano Bellunese in sella alla sua Yamaha 125. Per cause che i carabinieri stanno ancora ricostruendo, ha perso il controllo della moto, uscita di strada fino a schiantarsi contro uno dei due pali di sicurezza all'altezza dei civici 191 e 193. L'allarme è stato dato da alcuni automobilisti di passaggio attorno a mezzanotte e mezza. Sul posto è intervenuta l'ambulanza dell'ospedale San Martino di Belluno, ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri del radiomobile di Belluno, che stanno cercando di chiarire la dinamica dell'incidente. La notizia si è diffusa in poche ore, lasciando sgomenta la comunità di Maresse, dove Thomas viveva con i genitori e la sorella. Il padre lavora come meccanico a Vignole, la madre è infermiera. La famiglia si è chiusa nel dolore mentre amici e conoscenti si stringono attorno ai loro cari. I funerali saranno celebrati martedì pomeriggio alle 16 nella chiesa di Antole. La tragedia ha colpito anche lo staff della Crono Rifugio Settimo Alpini. Thomas collaborava con gli organizzatori e con ogni probabilità aveva preso parte proprio ieri sera all'ultima riunione per definire gli aspetti organizzativi della gara di corsa in montagna in programma domani. Una manifestazione che dopo la sua scomparsa è stata annullata in segno di lutto. Un'altra giovane vita spezzata sulle strade del Bellunese e una comunità intera che si ritrova ora a fare i conti con un dolore difficile da raccontare.